Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Maretto Veneziano. Oggi il titolo è Non facciamo la pipì contro vento. Ma prima di iniziare vi ricordo, prima detto, ho già fatto 1140 video pillole diviso in varie sezioni, di cui una in lezioni di radionica basic, quindi non contattatemi in PVT se non sono per consulenze professionali di 20 € 45 minuti. Andate gratuitamente nel canale vostro Maretto Veneziano, se non l'avete già fatto iscrivetevi sia al canale di Ildegara Maretto Veneziano o su YouTube chiaramente, o venite a trovarci nei nostri gruppi Face, e anche in Face ho messo qualche cosina di video. In più ci sono 800-900 video su magia, radionica in generale, esoterismo, cabala e quant'altro. Bene, iniziamo a parlare di questo problema, che non è un problema, perché ho molti committenti e amici sui vari social che hanno qualità, hanno forza, si svegliano ogni giorno massicci e gagliardi. Non sono gente che praticamente mendica. Mi seguono magari da 4, 5, c'è anche da chi mi segue da 12 anni e quindi mi conoscono, il Marietto c'è sempre stato e ci sarà fino a 94 anni, finché riesce a resistere il tutto. Ma perché questo? Perché ci sono persone, clienti, committenti, amici che hanno qualità e sono un po' come gli elefantini piccolini. Sapete quando gli elefantini piccolini li leggono? Ciao Loredana, grazie di avermi salutato sul canale YouTube. Sapete quando gli elefantini sono piccoli al circo che li leggono a catena, poi diventano grandi, una catenella spiccola, loro rimangono sempre bloccati. E quindi io ho committenti che hanno doni, hanno conoscenze, competenze, eppure vanno sempre a cercare qualcosina perché sembra che gli manchi sempre qualcosina per partire, per diventare divulgatore. Oppure ho committenti che hanno tantissime protezioni e si spaventano per questa marea di cioccolato che sta arrivando. Signori, se il Marietto c'è, no? Ne ha visti di tutti i colori, e voi seguite il Marietto come facevo o mi ha spiegato in un'altra pillola, ci sarete anche dopo questa spazzolata che arriverà sicuro. Quindi il vostro compito non è tanto quello di andare a far finta di essere dei mendicanti, perché non lo siete, siete gente di valore che ha queste competenze e potete aiutare altri. Quindi se siete in posti di lavoro o non lavorate per vari motivi del vostro karma, potete aiutare tranquillamente gli altri. Poi invece quelli che hanno raggiunto adesso, perché voi dovete capire che più o meno ogni santo mese nel canale YouTube 7500 persone arrivano. Facciamo che 1000, 1200, 1300 sono persone che seguono regolarmente il Marietto, gli altri 5-6 mila sono di passaggio e magari poi torneranno nel futuro. Di quelli io non posso mettere la mano nel fuoco del mio vicino di casa, la mia non gliela metto, però di quelli che seguono il Marietto da tanti anni qualcosa devono aver per forza raccolto. E come quella mia cliente che gli avevano fatto il voodoo, che poi quella che gli aveva fatto il voodoo si è fatto la bua, penso che anche molti di quelli che seguono il Marietto siano praticamente, non dico delle luci nel senso da New Age, ma dei pilastri nei posti dove lavorano o dove vivono, no? Quindi il mio consiglio è per quelli che hanno raggiunto adesso Marietto, andare nel sito capitano.altervista.org, perché ci sono praticamente due sezioni forti. Quella delle shop, dove il Degare e Marietto Veneziano mettono i servizi, tipo le pulizie mensili, gli ebook, i due ebook, uno da 50 e uno da 75 euro, non costano tanto per il valore che c'è dentro. E poi abbiamo il ciondolo, che è potentissimo, e quindi chi l'ha già comprato, quello è praticamente qualcosa di veramente importante, perché c'ha come minimo 7-8 programmazioni di base, e già quelle programmazioni di base farebbero molto. Però chiaramente le protezioni non bastano mai. In più, no, abbiamo la sezione gratuita degli ebook PDF, ce ne sono una ventina, 25, adesso non mi ricordo neanche più quanti, ma sono degli ebook praticamente sono stati scaricati 150.000 ebook da 60-70.000 persone, adesso io più o meno non so. Comunque sta di fatto che sono stati dati quasi 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radio stessi. Quindi per i nuovi, e lì ci sono dentro tutte le spiegazioni. Quindi non contattatemi in PVT
a fare i mendicanti, soprattutto per i nuovi, perché ormai quelli che seguono il Marietto sanno come ragiona il Marietto. Andate lì, scaricate e studiate, perché non bisogna fare la pipì controvento, no? Il Marietto vi dà già questa possibilità per i nuovi, chiaramente, perché per quelli invece che sanno come ragiona il Marietto il De Gade, sanno, se volete una consulenza sono 20 euro, 45 minuti e possiamo parlare di tutto. Però so già che i miei committenti, quelli che seguono da tanto tempo, sono delle rocce, quindi se tu sei uno che mi segui da tanto tempo e hai attivato i circuiti, chiaramente non sei, dal mio punto di vista, non sei uno del gridi. Certo, quando si va nei posti dove ci sono questi New Age, questi stereotipati, chiaramente c'è sempre un po' di problematiche, perché chiaramente quando uno la pensa diversamente è sempre un pochettino bersagliato, però con le spazzolate che stanno arrivando, come diceva quel cardinale, bisogna pulire l'aria e la spazzolata arriverà. Molti di quelli che magari ci danno contro, magari si potranno rivedere se avranno il tempo. Saranno un po' come Paolo nella via di Damasco. No? Paolo era un serial killer e poi andando per la via di Damasco ha avuto l'illuminazione e ha incominciato anche lui a non far più la pipì contro vento. Quindi voglio incoraggiare quelli che seguono il Marietto, quelli che hanno attivato tutti i circuiti, quelli che si impegnano, quelli che non fanno i mendicanti, quelli che investono, quelli che non gli interessa sapere una pagina in più del libro ma vogliono imparare. Invece per gli altri purtroppo continueranno a fare la pipì contro vento e non c'è niente da fare, è il loro karma. E come diceva mio papà, io difendo i miei figli, gli altri genitori devono difendere i loro figli. Mi ricorderò sempre un aneddoto, no? Io sono andato come si dice mio papà, verso i, non so, verso i 38 anni, perché il gruppo misterico avversario mi aveva segato in 10 giorni, 7-8 giorni, non mi ricordo più, però entro i 10 giorni 3 volte il mozzo della ruota di dietro. L'avevo persa una volta vicino all'autostrada, una volta in città e una volta tornando al lavoro. Sono andato a mio papà spaventato perché fino così tanto vicino ad attaccarmi non c'ero mai riuscito. Ma nella favola sono andato da mio papà e gli ho detto, senti papà, sono andato a cercarlo dopo 20 anni che non vedevo più. Senti papà, ma forse questa volta sono le corde. E gli ho chiesto, mi dai una mano? Lui mi ha guardato e mi ha detto, non preoccuparti, andrà tutto bene. Io sono uscito da quella porta e ho pensato, vabbè, lui vede tutto e quindi sono sicuro che andrà tutto bene, però mi ha detto in poche parole di arrangiarmi. Quindi quando sentite che come si suol dire, vi attaccano, voi attivate tutti i circuiti radionici, tutte le cose che ormai avete avuto per chi chiaramente non ha fatto consulenza o consulti con il diagramma che potete scaricare gratuitamente e come dice il mio vecchio andrà tutto bene, non preoccupatevi. No? Perché nel mondo cabalistico, per farvi un altro esempio, a 7 anni e mezzo più o meno, quando quei 3 cabalisti sono venuti a cercarmi per vedere se ero io, mi hanno detto 2 cose: Rabbi, come sei sceso in basso, ma io ero sceso da una scalinata di 170 gradini, ho guardato indietro i scalini, vabbè, ho detto fra di me, sì, ho capito che sono sceso in basso. E la seconda cosa, mi hanno detto che mi sarebbe arrivata addosso una moto, no? A pochi giorni da lì, una moto Guzzi 850, e loro si sono messi a piangere, io gli ho chiesto un aiuto e loro mi hanno detto che mi devo arrangiare. Questi avranno avuto 40-50 anni o 7 anni, però se vi deve capitare quello che devi capitare, nessuno me lo può togliere. Come mio papà mi diceva, arrangiati, come i cabalisti a 7 anni. Quindi a tutti quelli che hanno le... Perché? Perché avevano le competenze e capacità, ma non sapevo di averle, chiaramente. No? Quindi a tutti quelli che seguono il Marietto, voi avete tutte le armi che potete immaginare di avere, nel senso valete, no? Perché alcuni, in un certo senso, sono come quell'elefantino, no? Che praticamente ha la qualità, la capacità, le competenze, ha la forza, no? Ma non ci crede perché va in un gruppo e sembra che quello lì cammini sull'acqua, risuscita i morti, le racconta grosse come... Allora, la New Age, se ha 10-15 anni è un miracolo. Quelle cose che spiega il Degarramanetto veneziano hanno quasi come 20-30 mila anni, no? Quindi capite che un pochettino di differenza c'è, no? Cioè le New Age sono come un puffetto dopo mangiata, invece le cose che magari spiegavano i cabalisti 6.000 anni fa o alcuni riti propiziatori egiziani
o Caldei chiaramente hanno più di 30.000 anni. Quindi è chiaro che è altra qualità, è altro burro da mettere sul panino. Devo fare proprio questa pillola perché mi contattano clienti, committenti che hanno le qualità, hanno un potenziale immenso, ma si fanno, tra virgolette, fagocitare da questi venditori di bufale, no? Che insomma li tengono ancora legati con questa catenella. Se seguite il Marietto, dal mio punto di vista non siete normali. Infatti da giovane mi dicevano, tu Marietto non sei normale. Perché? Perché io gli spiegavo certe cose che succedevano, loro mi attaccavano, gli stavo in piedi e loro si facevano la bua, poi venivano a piangere e mi dicevano, tu Marietto non sei normale. Chi segue il Marietto vi assicuro che non è normale, nel senso propositivo chiaramente. No? Gli altri purtroppo sono stereotipati e come diceva mio papà, io penso ai miei figli e gli altri genitori devono pensare ai loro figli. Quindi non facciamo la pipì contro vento, perché alcuni la fanno, non perché sono cattivi, ma per il semplice fatto che hanno le capacità, le competenze, le conoscenze, perché dopo aver seguito il Marietto e aversi inghiottito più di 1000 pillole, chiaramente un po' di materiale, un po' di grip ce l'avete. Purtroppo alcuni non è che non hanno fiducia, non è che non credono in se stessi, è che magari pensano, no, perché da piccolino gli hanno fatto qualche castroneria nel subconscio senza che loro se ne rendessero conto di non avere queste capacità. E invece mi rendo conto che alcuni miei clienti quando mi telefonano sono veramente in gamba, e soprattutto le donne, però devo dire, che le signore hanno veramente un occhio più vispo per le energie sensibili. Quindi questo è un invito, prima non fare la pipì contro vento e secondo a credere a tutto quello che avete, come si suol dire, imparato sia del diagramma veneziano e dovete aiutare gli altri. Cioè chi è nei posti di lavoro, nel pubblico, soprattutto maestri, professori, dottori, è questo il momento di restare fermo e di non spostarsi, è questo il momento di essere il vero Paolo, non quello che è serial killer, ma quell'altro che aveva preso in via di Damasco l'illuminazione e aveva acceso tutte le lampadine del cattolicesimo. A parte la battutaccia, mh, noi dobbiamo diventare gente che aiuta gli altri in questi momenti come si suol dire, di tragedia, perché l'Italia sta affrontando, la Sacra Patria sta affrontando un periodo nero e dobbiamo allinearci e aiutare le forze dell'ordine perché sono esseri umani anche loro e anche loro hanno problemi, anche loro sono padri di famiglia, anche loro ogni volta che escono devono affrontare situazioni molto più difficili che magari l'anno scorso quando non c'era questo benedetto Covid. Noi dobbiamo sostenerli anche nelle preghiere, nei pensieri positivi, però attenzione, pensiero positivo non da buonismo ma da giusto, capite? Cioè noi dobbiamo sostenere le forze dell'ordine, chiaramente quelle corrette. Poi c'è sempre una percentuale che chiaramente, che come in ogni famiglia, c'è sempre la pecorella nera. Bene, grazie cari amici di aver seguito Marietto e alla prossima pillola.